Buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento di questo ciclo di conferenze che abbiamo organizzato in collaborazione per la parte austriaca con la nostra associazione Biblioteca Austriaca e col Forum Austriaco di Cultura, e per la parte tedesca. È un grande piacere stasera introdurre questa conferenza organizzata in collaborazione con Villa Vigoni. Villa Vigoni, centro italo-tedesco per il dialogo europeo, che è per tutti noi studiosi di letteratura tedesca, di letterature comparate e studiosi legati fortemente alla Germania per tante ragioni scientifiche e personali, un luogo del cuore e della cultura in cui per tanti anni abbiamo svolto le nostre attività scientifiche, culturali, divulgative, e è un vero piacere davvero organizzare questo evento insieme a Villa Vigoni, che è, lo ricordo, l'unica istituzione italo-tedesca binazionale presente sul nostro territorio italiano, davvero un punto di riferimento fondamentale. E anche a Udine, anche se solo virtualmente, stasera accogliamo Villa Vigoni, lo facciamo grazie a questa collaborazione nata con la dottoressa Francesca Ziglio. La dottoressa Francesca Ziglio, che ringrazio per aver voluto così generosamente insomma darci il suo tempo e le sue conoscenze sulla città di Berlino. Francesca Ziglio è ricercatrice a Villa Vigoni, si occupa in particolare in questo momento di un programma, quelle delle conferenze italo-franco-tedesche, delle conferenze trilaterali, che ha una lunga tradizione e negli ultimi anni è anche stato veramente incentivato da Villa Vigoni. E in questo periodo, da molto tempo in realtà, è come storica interessata non solo a conoscere la storia della Germania e di Berlino, ma anche a raccontarla. Il suo progetto è un progetto di public history, come lei stessa lo definisce, un progetto che nasce non solo dalla passione per la città di Berlino, ma anche da uno studio pluriennale e anche da una permanenza, prima come studentessa, poi come dottoranda e come studiosa in questa città. Da questo progetto, ce lo racconterà lei stessa, è nato questo volume dal titolo Divisione e riunificazione, itinerari storici nella Berlino della guerra fredda, un volume tra i primi della nuova casa editrice di Villa Vigoni, che è splendido non solo per contenuti ma anche per le immagini anche foto storiche della Berlino degli anni della guerra fredda, veramente che ci conduce da est ad ovest in questa città in cui tutti ora vorremmo trovarci. Presento Francesca, la dottoressa Ziglio, e vorrei prima di presentarla che lo facesse lei stessa, perché credo che il suo percorso di formazione, che l'ha portata oggi a essere autrice di un testo così profondo e così ampio, ma anche che l'ha portata a essere oggi in una posizione a Villa Vigoni come ricercatrice, sia di auspicio e di esempio anche per i nostri studenti, di un percorso di studio e di ricerca internazionale. Francesca Ziglio è anche autrice di Il muro di Berlino in pillole su Instagram e su Facebook, poi ve ne parlerà lei stessa e vi permetterà anche, vi darà le indicazioni anche per muoversi tra i diversi suoi progetti. Allora, dottoressa Ziglio, intanto benvenuta, e la prima domanda che le faccio è di presentarsi e di dirci qual è stato il suo percorso di studi e che cosa l'ha portata a Berlino e cosa l'ha portata a farsi in un certo modo mediatrice della città di Berlino, mediatrice di culturale della città di Berlino e della Germania in Italia.
Grazie a lei e all'Università di Udine per l'invito, non solo grazie da parte mia ma anche da parte di Villa Vigoni, che è al tempo stesso il mio datore di lavoro, il mio luogo di lavoro, perché l'istituzione ha sede in una villa che si chiama Villa Vigoni, e l'editore del libro, come lei ha già detto. Mi fa particolarmente piacere essere ospite, anche se solo virtualmente, a Udine, perché io ho un particolare legame personale e professionale con la zona, avendo studiato scienze internazionali diplomatiche a Gorizia, ed è stato proprio nel corso dei miei studi lì che ho vinto una borsa Erasmus a Berlino, e quindi ho iniziato a scoprire la città da studentessa Erasmus, e da lì è nato un circolo virtuoso, devo dire, anche a livello professionale, perché durante uno dei corsi da studentessa Erasmus, appunto, ho scoperto dei temi di storia tedesca che non conoscevo, e da lì è nata la mia tesi di laurea triennale, poi magistrale, e poi il tema della mia tesi di dottorato, che ho completato in cotutela fra Roma e Berlino. E quindi ho anche vissuto a Berlino molto più a lungo di quanto avrei inizialmente pensato, e questo mi ha dato l'opportunità di scomprire un po' alla volta una serie di luoghi storici, non solo i musei, ma proprio luoghi, edifici della città su cui sono rimaste tracce della storia della divisione e della riunificazione tedesca. Da lì ho iniziato anche così spontaneamente all'inizio, quando ricevevo delle visite, a raccontare quello che avevo imparato, che stavo studiando, e mi sono accorta che era un modo per far interessare alla storia tedesca anche persone che non erano specializzate, non avevano una particolare passione, magari non erano neanche venute a Berlino con un interesse specifico per la storia, ma semplicemente per turismo o per incontrare me. E quindi ho cominciato, anche se all'inizio solo spontaneamente, a capire quanto le tracce della storia che si trovano nei luoghi e negli edifici di Berlino si prestassero a poter raccontare la storia anche a chi non è specialista. Poi con il tempo ho iniziato anche a collaborare con degli enti che lavorano nell'ambito del turismo culturale, quindi organizzano dei viaggi con l'accompagnamento di un docente, o comunque di un esperto, e tutto questo mi ha portato a riflettere anche professionalmente su come si potesse scrivere un testo sulla storia della Germania che non fosse accademico, non fosse per specialisti, ma si prestasse a cogliere l'attenzione di un pubblico più ampio, anche attraverso l'attrattiva turistica di Berlino, che è sicuramente molto forte, in particolare negli ultimi anni. Ed è questo il motivo per cui adesso vedrete, quando condividerò con voi la presentazione, vedrete già una copertina e poi una serie di immagini, delle mappe, anche c'è alla fine del libro un indice di nomi, tutta una serie di elementi che non sarebbero ciò che vi aspettereste così di primo acchito da un libro di storia, da un libro scritto da una ricercatrice, e questo proprio perché l'approccio è un altro e l'intento è quello di raccontare una serie di episodi e di temi della storia della divisione e della riunificazione tedesca, non in modo accademico e non in modo cronologico come normalmente succede, ma
attraverso 4 itinerari che si snodano per la città di Berlino e quindi attraverso una serie di luoghi che portano le tracce di questa storia. Ora, come vi ho detto, appunto gli itinerari sono 4, si tratta di, ho scelto un numero abbastanza vasto di luoghi, non potrò parlarvi di tutti questa sera, quindi ho pensato di scegliere un luogo o un tema per ognuno di questi itinerari per darvi un'idea anche di come è strutturato il libro e raccontarvi alcuni degli episodi, dei temi che tratto e poi ovviamente alla fine ci sarà tempo per approfondire se avrete qualche domanda o qualche curiosità specifica. Dottoressa, io la lascerei, insomma, ha già insomma, introdotto il tema. Mi sembra che questo viaggio nella lettura del libro che ho, insomma, proprio come si dice in tedesco, ho potuto goderne in questi giorni, cominci molto da est. Il primo è un libro che è veramente spostato a est per tante ragioni e quindi da lì comincia anche il percorso che adesso faremo. Io le lascio la parola, lascio anche appunto a lei anche lo schermo in modo che possa mostrarci queste belle immagini. Ottimo, Tolgo anch'io spero la che telecamera perché credo sia insomma più piacevole. Si, mi sì, si conferma che vede? vedete il mio schermo. Ottimo. Ha ragione rispetto al fatto che il libro inizia da est, anche se devo dire che molte persone mi hanno detto che hanno trovato particolarmente interessanti le parti dedicate alla ex Berlino Ovest. In ogni caso inizia da est non a caso. Perché? Perché il primo capitolo, come vedete nella mappa, si snoda lungo la ex Stalin Allee, attualmente Karl Marx Allee e proseguimento. E questo non è casuale, perché? Perché questo fu il viale da cui le truppe sovietiche entrarono a Berlino alla fine della seconda guerra mondiale e questo evento fu l'evento in base al quale si progettò tutta la ricostruzione di questo viale che divenne poi il viale simbolo più rappresentativo della nuova Berlino socialista e anche della nuova Germania socialista. Qui vedete due immagini, chiaramente quella di destra è un'immagine d'epoca, quella di sinistra è più recente. L'idea alla base proprio della ricostruzione urbanistica e architettonica era che questo dovesse essere il viale attraverso cui il visitatore proveniente da est veniva accompagnato verso il centro della città e sempre di più colpito a livello appunto urbanistico e architettonico da una successione di piazze nelle quali l'architettura e la costruzione degli spazi non erano mai casuali, ma avevano dei chiari messaggi ideologici. Ora, se qualcuno di voi è stato a Berlino, beh, questo certamente immagino molti di voi conosce questo viale e lo conosce soprattutto per i cosiddetti palazzi dei lavoratori, come quello che vediamo in questa immagine. In realtà, dovendo scegliere appunto solo alcuni dei luoghi e degli edifici menzionati del libro, ho pensato di parlarvi dei due che vedete adesso. Perché? Perché forse non vi colpiscono straordinariamente così dal punto di vista estetico, ma sono invece molto significativi perché rappresentano
sia la ricostruzione della città nel dopoguerra che la sua divisione. Come mai? Perché inizialmente nel 1946 la città non è ancora divisa, la Germania non è ancora divisa, quindi viene affidato ad un gruppo di architetti il progetto di ricostruzione globale della città, dell'intera Berlino, e l'edificio che vedete nell'immagine di sinistra è uno degli unici due prototipi di quella ricostruzione. Si decide di costruirli in questo quartiere est di Berlino, Friedrichshain, che era stato uno di quelli in assoluto più distrutti dalla guerra, proprio perché, come vi ho detto, era la zona da cui l'armata sovietica era entrata in città. Si decide di costruire questi due prototipi del nuovo progetto globale in stile, come vedete, modernista. E cosa succede? Appena finite queste costruzioni, la città e la Germania si dividono, il nuovo governo della DDR non le ritiene più adatte all'importanza simbolica e al messaggio simbolico che questo viale doveva dare, e quindi decide di bandire un nuovo concorso, del quale ugualmente viene costruito un edificio simbolo, chiamiamolo così, un edificio di prova, che è quello che vedete sulla destra e che fisicamente si trova a circa 200 metri da quello di sinistra. Quindi questo è un luogo particolarmente interessante proprio perché si possono vedere le rappresentazioni architettoniche delle due Berlino, in sostanza una accanto all'altra a pochissima distanza. Vedete nell'immagine di sinistra, anche se appunto non vista la stagione non sono particolarmente frondosi, ma vedete una cortina di alberi di fronte all'edificio. Potete immaginare che in altre stagioni lo nascondono in gran parte, e anche questo non è casuale. Per quale motivo? Perché questi due edifici di esempio del primo progetto architettonico erano comunque stati appena costruiti in una città distrutta dalla guerra che aveva disperato bisogno di nuovi edifici, quindi nonostante non rispettassero le caratteristiche architettoniche che si volevano, non ci si poteva permettere di abbatterli, e quindi l'idea fu quella di coprirli con gli alberi in modo che non deturpassero la visuale del viale, che avrebbe invece dovuto essere costruito tutto in un unico stile, anche se poi vedrete, se volete, nel libro non fu così, nel senso che la costruzione del viale, partendo da est arrivando fino ad Alexanderplatz, si protrasse addirittura per decenni, e a progressive evoluzioni storico-politiche e cambiamenti di ideologia corrisposero anche dei cambiamenti di tipo architettonico. Questi due edifici si trovano piuttosto alla periferia est, quindi non sono, ecco, forse in luoghi particolarmente frequentati, ma credo che meritino una visita, proprio perché, come vi ho detto, sono una rappresentazione plastica della visione architettonica delle due Berlino. Passo adesso a quello che è il secondo itinerario del libro, ed è anche, direi, l'unico che si sviluppa in zone veramente centrali, e che quindi tocca luoghi sicuramente conosciuti anche da chi magari è andato a Berlino solo per qualche giorno.
e che, essendo proprio in centro e accanto al tracciato del muro, è una delle zone che ha subito in assoluto più modificazioni e interventi architettonici urbanistici che in parte l'hanno davvero stravolta. Quindi quando parliamo di luoghi su cui sono rimaste le tracce della storia contemporanea tedesca, in questo quartiere spesso parliamo anche di luoghi in cui non è così facile notare queste tracce, o in cui in parte sono pressoché sparite, ma diciamo appunto conoscere la storia ci permette di rinvenirle anche quando non sono così evidenti. A proposito di uno dei luoghi che sono stati più stravolti, ho deciso di parlarvi di quella che attualmente si chiama Schlossplatz. Vedete nella immagine di destra non è una foto, è un'immagine presa da Google, vedete comunque un'immagine recente, e il castello che qui stava per essere completato, vedete ancora una gru, nel frattempo è stato completato, sede del Humboldt Forum, di cui anche chi non conosce molto bene Berlino ha probabilmente sentito parlare recentemente per questioni di cronaca. E a sinistra vedete lo stesso luogo prima della riunificazione. Questo è uno dei casi in cui nel libro ho voluto proprio affiancare due immagini, passato e presente, perché certi luoghi sono stati stravolti al punto appunto di essere difficilmente riconoscibili anche da chi conosce la città relativamente bene. Potete notare facilmente, guardando queste due immagini, che il numero 3, l'ex Palazzo della Repubblica, che ospitava fra gli altri anche il Parlamento della DDR, e il numero 5, che era il Ministero degli Esteri della DDR, sono spariti da questa piazza, e in sostanza l'unico edificio che riconoscete che è rimasto identico è il numero 4, che è attualmente un istituto universitario, e che era invece all'epoca, fu dagli anni 70 fino alla riunificazione, la sede del Consiglio di Stato della DDR, un'istituzione creata al posto della Presidenza della Repubblica, un'istituzione collegiale che in realtà era gestita dal presidente, che in questo modo accentrava, diciamo, su di sé le figure di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e capo del partito. Ora, la sede dell'ex Consiglio di Stato e il castello che adesso vedete, che è la ricostruzione del precedente castello originale, che fu fatto esplodere per costruire il Palazzo della Repubblica, che a sua volta fu distrutto per lasciare spazio appunto alla ricostruzione del castello, è uno dei luoghi più interessanti, e devo dire anche più curiosi, per gli stretti rapporti fra politica, storia e architettura che si possono rintracciare. Ora qui lo vedete sulla destra in primo piano. La prima impressione estetica che abbiamo è quella, immagino sarete d'accordo con me, di un edificio piuttosto strano, cioè un edificio in stile moderno con una facciata che evidentemente è più antica e non si capisce molto cosa c'entri. E se notate si tratta della stessa facciata che vedete
nell'immagine di sinistra. Ora, se voi andate adesso a Berlino, spero che ci potremo tornare tutti presto, e abbiamo grande invidia del professor Reitani, che è probabilmente l'unico fra di noi che effettivamente può recarsi attualmente in questi luoghi. Se adesso andate in Schlossplatz, vedete a pochissima distanza due portali che sembrano identici, e non si capisce innanzitutto perché si trovino due portali identici su due edifici diversi in stile completamente diverso. Non è chiaro quale sia l'originale, quale sia la copia. Ecco, diciamo che quando si parla dell'architettura di Berlino, soprattutto dell'ex Berlino Est, ma non solo, diventa anche impossibile parlare di originali e di copie, perché l'uso politico della storia e dell'architettura è stato tale che è tutto più complesso di così. E questo perché? Perché, come vi dicevo, il castello imperiale, diciamo originale, che era sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, anche se ampiamente danneggiato, ma avrebbe potuto essere ricostruito, fu distrutto, fu letteralmente fatto esplodere dal regime della DDR, perché era un fortissimo simbolo dell'imperatore, dell'impero, quindi della Germania imperialista, che si era resa colpevole della seconda guerra mondiale, quindi di tutto un passato da cui la DDR voleva totalmente distinguersi per proporsi come la nuova Germania, la Germania diversa. Quindi decise in sostanza di liberarsi di questo edificio, ma non prima di aver asportato una parte dell'edificio, cioè questa facciata che vedete sulla sinistra, che invece si prestava ad un uso che rientrava nelle finalità ideologiche e di propaganda della DDR. Perché? Perché la leggenda voleva che da questo balcone che vedete al primo piano, scusatemi, la leggenda voleva che a questo balcone del Palazzo Imperiale si fosse affacciato Karl Liebknecht per annunciare la proclamazione della Repubblica di Weimar nel 1919. Ora, in realtà l'evento era reale, semplicemente non si era affacciato al balcone, ma aveva parlato, diciamo, dalla strada di fronte a questo portale. Ma comunque il portale che cos'era? Era il simbolo del trionfo del socialismo. Ora, la Repubblica di Weimar, come ben sapete, non aveva avuto un particolare successo, ma il messaggio era proprio: nonostante i fallimenti, nonostante il sacrificio di chi ci ha preceduto come Karl Liebknecht, finalmente il socialismo trionfa in Germania. E questo fu il motivo per cui il portale fu asportato, fu in parte restaurato anche aggiungendo delle parti che non esistevano, e fu collocato alcuni decenni dopo su questo edificio che vedete a destra. Quindi in realtà ora potete vedere affiancati due portali, nessuno dei due, quello del castello è una copia, quello sulla destra è una sorta di via di mezzo fra un originale e una reinvenzione, e questo è uno dei luoghi che appunto vi danno
l'idea di quanto la complessità della storia tedesca si sia tradotta anche plasticamente nell'architettura, e questo appunto è uno dei temi che io ho voluto approfondire in questo libro, e di cui questo luogo è uno dei simboli secondo me più interessanti. Dicevo prima che pur partendo da est ho voluto dedicare l'attenzione che merita anche alla ex Berlino Ovest, la quale è anche sparita, non nello stesso modo in cui lo si può dire di Berlino Est, ma anche la ex Berlino Ovest non è certamente più la stessa ed ha subito delle trasformazioni profonde. Qui vedete che mentre nel caso dei primi due capitoli si trattava di itinerari anche completamente percorribili a piedi, quindi di una selezione di luoghi vicini fra di loro, qui sono ben distribuiti ad una certa distanza, quindi forse è un po' meno facile orientarsi, ma proprio a proposito di orientamento e di comprensione di cos'era Berlino Ovest, oltre a ciò così che conosciamo un po' tutti come Checkpoint Charlie. Sulla sinistra vedete l'immagine che ho scelto come copertina del libro, poi vi spiegherò anche perché. In realtà passo ad una mappa, perché da un lato appunto Checkpoint Charlie è forse uno dei luoghi più conosciuti in assoluto di Berlino, è uno dei primi che vengono in mente quando si parla di Berlino e di guerra fredda. In realtà ho scoperto che è abbastanza poco noto anche solo il motivo per cui si chiama così, che è un motivo fonetico, cioè per recarsi dalla Repubblica Federale, quindi dalla ex Germania occidentale, a Berlino Est, bisognava attraversare tre checkpoint che erano stati per semplicità identificati con le lettere dell'alfabeto, quindi il primo era Alfa, il secondo era Bravo, il terzo era Charlie. Se si fosse usato l'italiano l'avremmo chiamato probabilmente Checkpoint Como, e invece divenne in inglese Checkpoint Charlie. Mi sento di consigliarvi, se qualcuno di voi avesse l'occasione di fare un viaggio in Germania, non solo a Berlino, sempre diciamo un po' fuori dalle rotte turistiche più note, di andare nella zona attraverso la quale passava l'ex confine fra le due Germanie, e in particolare di visitare Checkpoint Alpha, che era appunto il primo checkpoint che si doveva attraversare volendosi recare via terra dalla Germania occidentale a Berlino Est. In questa immagine vedete invece un'immagine di Checkpoint Bravo, e questo lo notate tuttora se andate a Berlino in autostrada, ci passate proprio a fianco. In realtà parlare di checkpoint è interessante anche perché appunto apre il tema della complessità del raggiungere Berlino durante la guerra fredda. Il blocco di Berlino e
conseguente ponte aereo che permise alla città di sopravvivere, di essere rifornita dai 3 alleati occidentali, è un tema così generalmente noto. In realtà, quando si approfondisce, si scopre tutta una complessità. Ad esempio, il fatto che il ponte aereo fu di per sé possibile, cioè fu possibile rifornire la città con gli aerei senza che l'Unione Sovietica si opponesse, perché a seguito della Seconda Guerra Mondiale sia la Germania nel suo insieme che Berlino erano governate da istituzioni quadripartite, quindi in cui erano rappresentate le 4 potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, Unione Sovietica, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, che funzionarono in realtà per un periodo molto breve di tempo a causa della discordia fra i 4 alleati della Seconda Guerra Mondiale, che portò poi appunto alla divisione di Berlino e della Germania, ma un'eccezione, diciamo, a questa esperienza fallimentare di governo comune delle 4 potenze fu rappresentata dall'istituzione che aveva la responsabilità di gestire il traffico aereo da e per Berlino. Proprio il traffico aereo fu il primo su cui erano stati raggiunti degli accordi fra le 4 potenze, ad esempio sui corridoi aerei che potevano essere, che erano permessi sopra il territorio della DDR per raggiungere Berlino Ovest dalla Germania occidentale, e quindi l'Unione Sovietica ebbe la possibilità di bloccare tutte le vie di terra, tutte le vie di accesso via terra a Berlino, perché non erano ancora stati definiti degli accordi. Invece diciamo, non ebbe il coraggio di fermare i collegamenti aerei su quali si era impegnata, e questo permise in sostanza non solo alla città di Berlino di sopravvivere, ma agli alleati occidentali di conseguire un grande successo sia tecnologico che diplomatico che di immagine. Il Museo degli Alleati di Berlino accoglie, che si trova al centro della ex cittadella americana, anche se sarà a quanto pare a breve trasferito nel ex aeroporto di Tempelhof. Comunque l'immagine che vedete è quella della sede originale, e sono esposti 3 cosiddetti grandi oggetti che rappresentano proprio i diversi modi in cui si poteva raggiungere Berlino Ovest durante la guerra fredda. Quindi la baracca originale di Checkpoint Charlie rappresenta il percorso, diciamo, via terra, via auto. Vedete sulla destra un vagone di treno francese, e vedete invece in primo piano uno degli aerei inglesi per quanto riguardava i collegamenti via aria. C'è la possibilità, se andate a Berlino, ne parlo nel libro, di visitare anche i luoghi in cui avevano sede queste istituzioni, e uno di questi è anche attualmente il rettorato della Freie Universität, con cui quindi io ho anche un rapporto particolarmente stretto, avendo fatto lì il mio dottorato. Concludo con quello che è invece il capitolo 3 del libro, ma poi vi spiegherò, capirete perché
l'ho messo alla fine e parto già dal titolo. Come potete intuire, questo capitolo è dedicato al quartiere di Pankow. Il titolo però non deriva banalmente, ecco, dal fatto che il capitolo riguarda questo quartiere, ma dal fatto che la Germania di Pankow era un'espressione che ben ricorda chi ha ricordi della guerra fredda e che veniva utilizzata appunto in Italia, ma da tutti gli alleati della Repubblica Federale, per rimarcare il fatto che fino ai primi anni 70 la DDR non fu riconosciuta come Stato indipendente e sovrano, ma fu sempre considerata una zona della Germania occupata temporaneamente dall'Unione Sovietica. E questo perché qui entriamo in una questione a cui ho dedicato, diciamo, più o meno 2 tesi di laurea e una tesi di dottorato, ma vi prometto che riassumerò molto. In sostanza, l'obiettivo della Germania federale fin dalla sua nascita, e lo potete leggere anche nella legge fondamentale, quindi nella Costituzione del 1949, era la riunificazione, e quindi si ritenne per almeno un ventennio, fino all'avvento dei socialdemocratici e di Willy Brandt al cancellierato, si ritenne che la via migliore per ottenere la riunificazione fosse in sostanza non riconoscere l'esistenza di un secondo Stato tedesco, che avrebbe evidentemente molto complicato le cose, e quindi dire la Germania di Pankow non era utilizzare un sinonimo di DDR, ma era dare un forte messaggio. Noi non consideriamo la DDR uno Stato sovrano, consideriamo la DDR uno staterello governato da dove? Da un quartiere di periferia come il quartiere di Pankow. Questo perché appunto a Pankow si trovavano una serie di edifici simbolici, e ci vissero anche per un periodo i massimi rappresentanti politici della DDR. Qui vedete il cosiddetto castello di Schönhausen, che agli occhi di noi italiani, diciamo, non sembrerebbe neanche un castello, o comunque non ci colpisce particolarmente dal punto di vista architettonico ed estetico, ma invece è uno di quegli edifici di Berlino che porta su di sé una straordinaria quantità e qualità di tracce della storia tedesca, perché fu infatti inizialmente la residenza della moglie dell'imperatore Federico II, e rimane una sala che è l'unica sala rococò sopravvissuta alle distruzioni di Berlino, quindi ha anche un interesse di tipo storico-artistico, ma fu successivamente, durante il periodo nazionalsocialista, anche deposito nazionale della cosiddetta arte degenerata, quindi di tutte le opere d'arte che furono sequestrate dal regime sia in musei nazionali tedeschi e dei territori occupati, sia da collezioni private, perché ritenute non compatibili con gli ideali del regime, e furono così tante che il castello di Schönhausen, come deposito nazionale, divenne all'epoca la più grande collezione
di arte contemporanea e, come vedete nell'immagine in basso a destra, fu visitata da Hitler in persona, che come sapete era un avido collezionista d'arte e progettava per il dopoguerra un suo personale museo a Linz. Qui vedete l'edificio in un'epoca successiva, nel 1951, nel periodo in cui fu sede del Presidente della Repubblica, come vi avevo accennato prima, alla morte del primo Presidente e unico Presidente della Repubblica. La figura sparì e fu sostituita dal Consiglio di Stato, che aveva sede in quel edificio bizzarro che abbiamo visto, moderno, ma con il portale del castello, quando appunto la Presidenza della Repubblica non smise di esistere come istituzione, questo edificio fu comunque utilizzato per accogliere gli ospiti di Stato, e proprio a fianco dell'edificio si trovava la cittadella in cui viveva in sostanza il Politburo della DDR, quindi tutti i massimi rappresentanti politici. Come cittadella non dovete immaginarvi qualcosa di grande, era in sostanza un'unica strada di forma ellittica con due soli ingressi, e questo completamente circondata da mura inaccessibile, e questa forma e queste dimensioni permettevano a chi ci viveva di essere molto protetto, di essere anche molto controllato e anche di controllarsi a vicenda, perché praticamente attraverso questa forma ellittica, se si usciva di casa, necessariamente si passava davanti alla casa di tutti gli altri. Dopo il trasferimento della cittadella per questioni di maggiore sicurezza fuori da Berlino, gli edifici divennero sede di una serie di ambasciate. Qui diciamo prima degli anni 70, quindi prima del riconoscimento della DDR da parte di un numero molto vasto di paesi. Qui ebbero sede inizialmente ambasciate di paesi amici, quando poi negli anni 70 la DDR fu riconosciuta, sempre in questo quartiere, quindi nei dintorni, aprì una grandissima quantità di ambasciate. Quello che vedete in questa immagine è l'attuale ambasciata cinese in Germania. Quindi questo rimase un quartiere di rappresentanza, un quartiere sicuramente importante dal punto di vista politico, ma un po' meno con il passare degli anni rispetto, diciamo, al primo decennio di esistenza della DDR, ma invece ritornò al centro dell'attenzione proprio alla vigilia della caduta della DDR, con cui voglio concludere questo mio primo intervento prima di lasciare spazio a voi. E in queste due immagini storiche vediamo perché proprio questo castello di Schönhausen fu sede di due negoziati di grandissima importanza. In alto vedete una seduta del cosiddetto Runder Tisch, anche se come vedete non era veramente rotondo, ma del negoziato in cui si incontrarono il governo della DDR e gli esponenti dell'opposizione per discutere di una serie di questioni di
fondamentale importanza per il futuro del paese. Vi faccio solo 2 esempi. Fu presa in questo contesto la decisione di indire le prime e ultime elezioni parlamentari democratiche della DDR, che si svolsero nel marzo del 1990, e sempre in questo contesto fu ad esempio discusso il futuro di tutta la documentazione che per decenni era stata raccolta dalla Stasi in sostanza la totalità dei cittadini del paese. Qui sotto invece vedete un altro negoziato che fu la tappa berlinese di un altro negoziato che portò a quello che in Italia conosciamo come Trattato 4+2, a rappresentare le 4 potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale più le 2 Germanie. Evidentemente ognuno ha il suo punto di vista, quindi in Germania è noto come Trattato 2+4. Al di là del nome, fu un trattato di grandissima importanza perché in sostanza fu quello che permise la riunificazione, a causa del fatto che alla fine della Seconda Guerra Mondiale non vi era stato un trattato di pace, non erano nemmeno stati definiti i confini della Germania. Le 4 potenze vincitrici avevano tenuto per sé una serie di diritti e di responsabilità che avrebbero impedito alla Germania riunita di essere un paese sovrano se non ci fosse stato appunto questo accordo nel 1990, che fu firmato a settembre a Mosca, dopo una serie di appuntamenti nelle capitali dei diversi paesi coinvolti, e dopo l'appuntamento berlinese che vedete nella foto qui in basso, i 6 ministri degli esteri si recarono a Checkpoint Charlie e assistettero all'asportazione della baracca da parte di un elicottero. Questa appunto è la baracca che adesso si vede in originale al Museo degli Alleati. Quella che c'è a Checkpoint Charlie è una copia. Questo fu un momento simbolico fortissimo, che rappresentava in sostanza la fine della guerra fredda, e questo è il motivo per cui ho voluto scegliere questa immagine come copertina del libro. E concludo proprio come ultima immagine con un altro luogo che si trova nel quartiere di Pankow, ed è il primo punto attraverso il quale il 9 novembre 89 i primi cittadini della DDR riuscirono a passare a Berlino Ovest, e questo mi sembrava, ecco, il luogo migliore in cui concludere questa carrellata che ho cercato di fare con voi. Adesso mi fermo perché vorrei appunto lasciare un po' di spazio anche magari alle vostre domande, alle vostre curiosità. Vi ringrazio molto. Se dovesse interessarvi il libro in versione cartacea o ebook, è ordinabile via Amazon, e sulla destra vedete tutti i contatti attraverso i quali potete scoprire qualcosa di più su Villa Vigoni. Potete scrivermi se aveste qualche dubbio che magari non vi è venuto in mente immediatamente stasera, e vedete anche i 2 profili Muro di Berlino in pillole, attraverso i quali racconto
alcuni dei temi di cui vi ho parlato stasera e molto altro, quindi racconto un po' di storia e anche di curiosità, soprattutto su Berlino, ma anche sulla Germania della guerra fredda, e vi ringrazio ancora per l'attenzione e lascio lo spazio che vi meritate dopo avermi ascoltato finora. Grazie dottoressa, perché alla dottoressa Zilio credo che ci ha incantato col suo racconto, ma soprattutto credo che tutti noi la vorremmo prenotare nel nostro prossimo viaggio a Berlino per farci scoprire davvero la storia attraverso questi luoghi. E quindi grazie, io avrei tante domande, però lascio prima la parola alle colleghe, ai colleghi, agli studenti, agli ospiti, perché so per esempio che il collega Costaldi sta facendo anche un corso su Berlino e Vienna, ovviamente dal punto di vista letterario, e anzi la ringrazio proprio perché ci ha dato uno squarcio, uno sguardo diverso rispetto a quello che noi cerchiamo di dare ai nostri studenti, anche attraverso la Berlino delle opere letterarie. Ecco, qui la prospettiva è diversa, ma direi complementare, e questo è molto importante anche per i nostri studenti, che Berlino possa essere osservata, studiata dal punto di vista storico, ma anche topografico, geografico, e noi nel nostro piccolo, appunto, attraverso la letteratura. Io lascio allora, chiedo gentilmente di fare le domande, se potete, a voce, non nella chat, perché per questioni tecniche la chat oggi non è visibile, quindi chiedo, se possibile, ecco, di fare domande a voce. Potete prenotarvi con la manina o anche senza manina, ecco, però ecco, se ci sono delle domande. La manina così, va bene, allora prego, prego. Prendere il microfono, credo. Pronto? Buonasera, Posso continuare? Buonasera, prego. Eccoci, buonasera dottoressa. Una curiosità, sono rimasto incantato, prima di tutto complimenti per l'esposizione. Grazie. Una curiosità che da anni ci sto riflettendo, ma non riesco a darmi una risposta. Dal punto di vista sociologico, i berlinesi, i berlinesi dell'Est, dove mi pare c'era un rapporto di ormai verso la fine di un informatore ogni 3 abitanti della Stasi. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ecco, benissimo. Dove verso la fine mi pare ci fosse un rapporto di un informatore Stasi ogni 3 abitanti. E una volta che siamo arrivati al 9 novembre 89 è crollato tutto. Questi informatori Stasi, questi berlinesi che si sono trovati senza più riferimento, cioè non c'è più la Stasi, come possono essere, o come si sono sentiti, se ha avuto magari conoscenza diretta di qualche testimonianza? Sono stati fatti anche 2 film molto belli a riguardo, ma se lei ha avuto contatto, ha avuto una testimonianza diretta, cioè come hanno reagito dal senso di essere un informatore, un delatore, a essere di nuovo un abitante, un cittadino della Germania? Allora, lei mi fa una domanda a cui è quasi impossibile rispondere, però ci proverò comunque. Innanzitutto, le suggerisco, se le interessa questo tema, di leggere le pubblicazioni di Gianluca Falanga, che è uno storico che è specializzato appunto su questi temi e ha scritto molto, in particolare sulla Stasi, quindi senza dubbio è più esperto di me. Anche, non so se lei abbia magari avuto occasione di visitare il Museo della Stasi a Berlino.
nel museo c'è una sezione che accenna a quella che fu la vita dopo la caduta del muro, sia di ex informatori della Stasi che di vittime, quindi di persone che erano state spiate e che avevano subito danni concreti da molti punti di vista. Ora sicuramente non può essere data una risposta univoca, perché ci furono storie personali molto diverse. Il messaggio che viene dato visitando quella sezione del museo, e che io penso sia un messaggio su cui per noi è molto utile riflettere, è che da un lato, leggendo le storie di queste persone, si ha una sensazione di forte ingiustizia, nel senso che furono pochissimi i processi, i colpevoli individuati e le vittime che ebbero in qualche modo anche una solo parziale riparazione dei danni subiti. Però quello che dice il museo, che è poi il museo appunto dell'ente che da decenni si occupa dell'eredità della Stasi, è che se si intende la giustizia non solo esclusivamente in senso processuale, ma in senso più ampio, proprio il lavoro che è stato fatto in questi decenni e il fatto che esista un museo in cui si racconta ciò che è accaduto, sia comunque un modo per rendere giustizia alle vittime. La ringrazio, complimenti ancora. Grazie a lei. Arrivederci. Ci sono altri interventi, altre richieste di chiarimento, anche solo magari, parte anche degli studenti? Io la mia è una curiosità, se lei quando si è occupata tanto di turismo culturale, anche una domanda italo-tedesca mi sento di farla, se ci sono tra questi luoghi un luogo prediletto anche dagli italiani o dai tedeschi, si nota uno sguardo differente nella visita della conoscenza della città, nei suoi incontri, oppure se la storia tedesca anche attraverso i luoghi, poi vedo una domanda che è sicuramente più interessante della signora Giuseppina, c'è un punto di vista diverso, una predilezione diversa nella sua esperienza proprio di turismo culturale, mi interessava, era una curiosità mia. Allora, devo dire che i luoghi di cui parlo sono in gran parte sconosciuti ai visitatori italiani. Ad esempio, al castello di Schönhausen sono andata appunto accompagnando un gruppo e da quello che ci hanno detto eravamo il primo gruppo di italiani che incontrassero. Non saprei dire che predilezioni abbia il pubblico tedesco. Quello che posso dire per la mia esperienza diretta è che io, pur sapendo che c'è un dibattito molto sentito in Germania da tempo sul fatto che le nuove generazioni faticano a capire la storia della Germania divisa, e quindi anche sul fatto che aver stravolto Berlino e aver eliminato molte tracce della ex Berlino Est renda ancora più complicata la conoscenza della storia da parte degli stessi tedeschi, appunto, anche se ero consapevole di tutto questo dibattito. D'altra parte io ero abbastanza convinta che quello che io raccontavo agli italiani fosse qualcosa che
avrei potuto dare per scontato di fronte a un pubblico tedesco, cioè fossero luoghi ed eventi molto noti, e invece ho scoperto che non è così, e non solo a Berlino. Vi accennavo prima al fatto che suggerisco di visitare le zone attraverso le quali passava l'ex confine fra le due Germanie. Io 2 anni fa ho fatto un viaggio lì e ho scoperto così più o meno casualmente che sono andata a visitare una serie di luoghi che io ritenevo molto importanti da storica e che erano pressoché sconosciuti ai tedeschi, quindi anche questo è stato interessante per me. Ecco. Benissimo, abbiamo 2 domande. La signora Giuseppina, Arianna Giuseppina, prego. Sì. Buonasera. Mi sentite? Sì? Sì, certo. Bene, grazie. Allora, innanzitutto mi presento, mi chiamo Giuseppina Arianna, sono una studentessa del secondo anno della laurea magistrale presso l'Università di Udine, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee. La ringrazio molto per la sua presentazione e anche ringrazio molto anche chi ha organizzato questa conferenza, in quanto anch'io come lei sono molto legata alla città di Berlino, ho fatto anch'io il mio primo Erasmus presso la Freie Universität, e dopo aver comunque fatto anche altre esperienze grazie a delle borse di studio del DAD, e inoltre tornerò anche alla Freie Universität per fare la mia ricerca tesi per la magistrale. La mia domanda è legata sia da un punto di vista così un po' personale, sia a quello che ha detto adesso la professoressa Polledri, ed è più una curiosità e ha a che fare proprio con l'interesse degli italiani per la città di Berlino e per quello che in realtà anche storicamente alcuni italiani hanno fatto anche durante la guerra fredda. Le faccio solo un esempio. Io nella mia laurea triennale ho portato una tesi riguardante il tunnel 29, non so se lei ha sentito parlare di esso, dove appunto 2 italiani, un goriziano e un pugliese, hanno avuto un ruolo fondamentale. E la cosa triste un po' è che ho notato che sia dal punto di vista, così parlando con altri studenti, sia con alcuni professori all'estero, questa vicenda non è assolutamente nota, come tanti altri esempi, quindi mi interessava sapere se, data la sua esperienza, ha potuto fare di questa storia o di storie come questa un punto di incontro, no? Per l'interesse anche di turisti o comunque di studiosi o studenti italiani che sono interessati appunto a scoprire la Germania e la città di Berlino. Ecco, spero di essere stata chiara. Allora, io faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda, nel senso che io non sono un'esperta di turismo, sono una ricercatrice, ho un'attività, diciamo, saltuaria di collaborazione con enti che appunto organizzano viaggi a tema culturale, nel mio caso a tema storico, quindi ho un'esperienza molto limitata e devo dire anche molto di nicchia. Non vorrei spacciarmi per un'esperta di turismo italiano a Berlino, che non sono. Quello che posso dire è che certamente temi come quello del tunnel 29 richiedono come dire, un minimo di conoscenza di base della storia tedesca che molti turisti non hanno. Però nella mia esperienza, come dire, non è poi così difficile attirare l'attenzione quando si inizia a parlarne. In un certo senso è più difficile attirare l'attenzione sulla storia in generale, ma quando si inizia a parlarne sono temi che comunque interessano molto
e anche affascinano molto. Ora non è proprio il termine giusto perché stiamo parlando comunque insomma di una fase della storia anche molto drammatica, però ci sono una serie di così episodi, volendo anche curiosi, che possono essere degli strumenti utili poi per approfondire certi temi. Grazie, molto gentile. Cristina, abbiamo ancora 2 domande da Matteo Pagliarici. Prego Matteo. Allora, sono Matteo Pagliarici, un allievo della Triennale di Lingue e Letterature Straniere che sto ancora facendo ricerca per la mia tesi su Wolf Biermann. Ma a proposito dei luoghi di Berlino, dove si è riunito il Karlsruhe Plenum, perché è importante per la storia tedesca, per la storia di Biermann? In che palazzo di Berlino si riuniva il comitato centrale della SED, se si riuniva? Sì, vede nella foto di destra l'edificio indicato con il numero 8. Questo Sì. è l'attuale Ministero degli Esteri federale, in cui io ho passato anche tantissimo tempo, perché nello stesso edificio si trova anche l'archivio politico del Ministero degli Esteri, e questa era proprio la sede del comitato centrale. Grazie. Bene. Prego. E c'è anche una domanda da Natalia Lecce, prego. Buonasera, la ringrazio innanzitutto per la sua conferenza, che è stata davvero molto interessante. La mia domanda è solamente architettonica, visto che ci ha fatto vedere l'esempio degli Arbeiterspaleste. Ero curiosa di sapere se mi sapesse dire a grandi linee, insomma, i cardini estetici di questa nuova architettura socialista, perché da quello che ho capito il palazzo costruito in precedenza è stato appunto coperto dai pioppi e mi sembrava di stile razionalista europeo, quindi volevo capire quale fosse invece appunto questo nuovo ideale per cui hanno dovuto appunto coprire il palazzo essenzialmente. Allora, come avevo accennato prima, ci furono in realtà più stili che si susseguirono. Il primo, cioè quello che avevamo visto anche nell'immagine di destra, nel prototipo, era il cosiddetto classicismo socialista. Quindi uno stile appunto ispirato alla classicità, che si ritrova molto anche in una serie di edifici simbolici di Mosca, ad esempio, quindi ispirato alla classicità, molto insomma adatto a scopi rappresentativi, ma allo stesso tempo si voleva che questo stile, che accomunava un po' tutte le città socialiste, avesse anche un richiamo a tradizioni architettoniche locali. E a questo proposito di nuovo vi mostro un'immagine, se avete un attimo. Eccoci qua, un esempio, appunto c'era questo adattamento alle specificità architettoniche locali, quindi era diverso in diverse città della Germania. Faccio un esempio che c'è anche nel libro. Se lei vede la ricostruzione della città di Rostock, lì ci sono tutta una serie di edifici che
si ispirano chiaramente allo stile locale, quindi al cosiddetto gotico a mattoni o gotico baltico. Nella foto di sinistra, in secondo piano, non si vedono benissimo, ma si vedono due edifici che sono sormontati da cupole. Ecco, questo è un classico esempio di quello che ho appena detto, cioè all'interno di questo stile comune a Berlino fu inserito un richiamo all'architettura di Schinkel, che era la principale tradizione architettonica del centro di Berlino. Schinkel era l'architetto ufficiale. Se lei va a vedere, io adesso non ce l'ho al volo a disposizione, ma le ho inserite nel libro delle immagini di questi due edifici e le immagini dei due duomi di Gendarmenmarkt, vede chiaramente una somiglianza e da dove veniva appunto l'ispirazione. Poi tratti successivi di costruzione del viale, e ne vede già un esempio nell'immagine di destra, furono invece in stili diversi, perché vi fu un cambiamento innanzitutto dopo la morte di Stalin, che portò anche al cambio di nome del viale, ma diciamo, per semplificare moltissimo e per brevità, la storia dell'architettura della DDR ebbe una serie di fasi in cui si alternarono, diciamo, richiami al passato, quindi al classicismo, e invece spinte verso lo stile più moderno. Ringrazio davvero. Ci sono altre domande? Allora, ringrazio la dottoressa Zilio e ringrazio anche tutti i partecipanti e gli studenti, anche studentesse, per le domande che sono anche segno, credo, del grande interesse che ha suscitato la sua relazione, e il nostro auspicio è che veramente la prossima volta potremo salutarla a Udine e potrà, insomma, intervenire magari anche veramente di fronte agli studenti e alle studentesse. Ringrazio lei, dottoressa, ringrazio Villa Vigoni per la collaborazione che come in un momento per Villa Vigoni è chiusa, ma come vedete le sue ricercatrici, i suoi ricercatori invece sono più attivi che mai e cercano di continuare questo dialogo. Il nostro augurio è, da parte mia, da parte di tutti i colleghi e delle colleghe che ringrazio per la presenza, la professoressa Curi, il professor Costagli, il professor Reitani, la dottoressa Cerni, che sempre collaborano insomma, in queste iniziative. Davvero il nostro augurio è che presto, dottoressa Zilio, anche le porte di Villa Vigoni si possano riaprire, come le porte anche della nostra università, anche con le lezioni, insomma con la vita universitaria, e poi l'augurio è che davvero possiamo ritornare tutti presto a Berlino per vivere e vedere live quello che lei ci ha spiegato stasera. Certamente la ricorderemo e col suo libro andremo alla ricerca dei luoghi che ci ha mostrato, quindi la ringrazio molto per questa conferenza così intensa. Grazie a voi per l'invito, per aver avuto la pazienza di seguire questo incontro per quasi un'ora e mezza. Devo dire che se qualcuno di voi appunto andrà a visitare Berlino portando con sé il libro e
scegliendo di visitare alcuni dei luoghi di cui ho parlato, vorrà dire che avrò raggiunto uno dei miei obiettivi, quindi questo mi farebbe un grandissimo piacere, e spero anch'io che avrò l'occasione di incontrarvi a Udine, e innanzitutto di incontrare lei, professoressa Villavigoni, a giugno. Speriamo che questo possa essere il nostro primo appuntamento. Se qualcuno di voi avesse altre curiosità, dubbi, domande, trovate appunto i miei contatti sul sito di Villa Vigoni, o potete contattarmi attraverso il muro di Berlino in pillole su Instagram e su Facebook, quindi rimango disponibile e speriamo alla prossima occasione. Grazie a tutti, e non dimenticate la dottoressa Pace, Ilaria Pace, che sempre ci dà il suo sostegno con il tutorato in queste iniziative. Grazie a tutti, grazie a lei, una buona serata a tutte e a tutti. Buonasera.